Approfondimento sportivo in collaborazione con Sport di Più Magazine e Centri Giovanili Don Mazzi. Supplemento di RCS Informa. Rubrica offerte da Boscaini Scarpe trovi le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori, borse e valigie. Boscaini Scarpe, aperti 7/7 nei punti vendita di Sona, Settimo, Santa Maria di Negrar, Costermano, Villafranca, Porto Mantovano e Legnago. Scopri le collezioni su boscainiscarpe.it e seguici anche su Instagram. Boscaini Scarpe. 11-20 minuti di lunedì 12 febbraio torna Colazione con, e allora buongiorno e ben ritrovato ad Alberto Cristani, direttore di Sport di Più Magazine. Ciao Alberto. Buongiorno, ciao Andrea, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e video ascoltatori. Già, allora tutto bene, ben ritrovato. Allora oggi riprendiamo il percorso delle nostre chiacchierate legate allo sport, con un ospite che ci porta verso una disciplina che non avevamo ancora toccato, che vive certo un momento in Italia in particolare, credo un po' divisivo. Da una parte c'è un movimento che cresce e dall'altra una rappresentativa, in particolare quella nazionale, che sembra un po' in flessione rispetto agli anni scorsi. Questo per introdurre forse anche uno dei temi che toccheremo, di fatto che Alberto oggi con noi chi abbiamo? Ma allora, intanto mi piace ritrovare un amico, ma dopo ne parleremo un po' più approfonditamente. Con noi è Carlo Marcolongo, è presidente della Scaligera Rugby, ma anche fiduciario per quanto riguarda Verona della Federazione Italiana Rugby Veneto. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto. Allora, mi piace ricordare un po' i trascorsi miei e di Carlo, non per entrare nei nostri fatti, però con Carlo ci siamo conosciuti parecchi anni fa. Lui aveva 9 anni, io ne avevo qualcuno in più e lo allenavo quando giocava portiere nell'Ares di Santa Croce, quindi ci siamo conosciuti e siamo cresciuti praticamente insieme fino a un certo punto. Poi dopo lui ha preso la via del rugby, però ecco, questo è un legame forte, insomma. Andiamo avanti da anni. Ogni tanto ci si sente con gli altri ex compagni di squadra, quindi un legame che va al di là dello sport, o meglio un legame che si è creato con lo sport. E allora entrerei proprio in questo merito, Carlo. Il calcio è stato per te uno sport di un certo tipo per un certo periodo, poi hai scelto il rugby, perché? Ma diciamo che il filo conduttore tra queste due esperienze, che ricordo veramente con piacere, è sicuramente il discorso del gruppo. Sono entrambi sport di squadra. Mi piace portare l'acqua al mio mulino dicendo che il rugby è lo sport di squadra per eccellenza, ma anche il calcio non è da meno. Posso anche dire che un altro filo conduttore è il fatto che io, giocando portiere, avevo un'abitudine al contatto con quel terreno sicuramente, ma anche con l'avversario. Mi piaceva molto impegnarmi sulle uscite ed allenarmi con te sulle uscite, cercare di rubare il pallone all'avversario, che è quello che nel rugby poi dopo è fondamentale, perché dopo il placcaggio l'obiettivo è sicuramente recuperare il pallone. Detto questo, ricordo veramente con gioia, e penso che l'affetto che ci lega, insomma, è testimone di questa bellissima esperienza. Direi di sì, insomma, poi alla fine è quello che dovrebbe restare, quello che resta dello sport è proprio questo, no? I legami che si creano, però mettiamo da parte questi sentimentalismi, se no sembra c'è posto per te e non va bene. Esatto. No, parliamo invece come diceva Andrea, del movimento rugbistico. È vero che ci sono numeri in aumento nel giovanile, mentre il rugby, quello di eccellenza, parliamo della nazionale, momento di flessione. Diciamo che la nazionale del rugby è un po' contrastante, nel senso che ha una grandissima visibilità, risultati pochi, però qualcosa di positivo e di buono lo sta facendo vedere proprio negli ultimi periodi. Insomma, la partita con l'Inghilterra ha lasciato dei segnali, mi sembra, abbastanza confortanti. Sì, è vero.
Allora, contestualizziamo il discorso. Numeri in crescita, quindi movimento in espansione sicuramente, nazionale maggiore maschile in difficoltà, non ha dato i risultati che 24 anni dopo l'entrata nel Sei Nazioni ci potremmo aspettare. Ricordo però a tutti che questi risultati sono arrivati con la nazionale femminile. Abbiamo ottenuto dei risultati di assoluto prestigio in questo ambito. Brevemente la motivazione cos'è? La motivazione è che ci scontriamo con squadre, strutture, federazioni che hanno una storia, un vissuto e un'esperienza che noi non possiamo assolutamente, con cui noi abbiamo veramente difficoltà a competere. Tradizione, direi, anche tradizione penso possa anche essere un altro termine. Esatto, hai ragione. Gli sportivi sanno quanto nel rugby in particolare sia importante, sia tenuta in considerazione la tradizione. C'è solo da lavorare, ci vuole tempo, pazienza. Anche la Francia, quando è entrata allora 5 nazioni, che prima era ancora 4, ha avuto un periodo di difficoltà, i tempi sono cambiati, ci vorrà più tempo, ma noi non molliamo e ci stiamo già lavorando da anni e continueremo a farlo. Forse, Alberto, potrebbe essere d'aiuto proprio la crescita di un movimento giovanile che negli ultimi anni è effettivamente, almeno dal punto di vista quantitativo, migliorato. Si sa che le strutture hanno un ruolo fondamentale per poter sostenere la crescita di ragazzi, di operatori e di tutto il movimento, e in questo senso chiedo io allora al nostro ospite Carlo Marco Longo, a livello provinciale e regionale la federazione si muove in questo senso? C'è la volontà dunque di sostenere il movimento che viene dal basso per poter aiutare le società a fornire anche nuove energie, linfa e talenti a livello nazionale, sia di club che di rappresentativa? Ma diciamo che la federazione sicuramente gioca un ruolo primario e si mette in gioco e a disposizione delle società, direi con più vivacità che in passato. Resta il passaggio che, non supportati da un'adesione numerica massiva, veramente importante, è difficile poi spostare questa attenzione su quelle che sono le istituzioni che hanno il ruolo principale, se parliamo di strutture, di campi, per intenderci. È un tema di grossa attualità. Stiamo anche a Verona in questo momento stiamo partecipando con alcune società a dei bandi per ottenere delle nuove strutture. La gara per poterle gestire, per potervi accedere, è sempre serrata con altri sport che hanno gli stessi diritti, ma giustamente dobbiamo essere più bravi, dobbiamo essere più attrattivi e attrarre persone. È difficile, ma io penso che il rugby abbia le carte per fare bene, insomma. Alla fine in effetti si è costruita un'ampia base di appassionati, e lo dimostrano comunque gli appuntamenti anche nei grandi stadi, proprio quando il Sei Nazioni fa tappa in Italia. Alberto, su cos'altro possiamo ragionare insieme al nostro ospite? Un ragionamento così al volo, si diceva appunto di rendere più capillare questo sport e farlo arrivare più a contatto con i giovani, dare un'alternativa valida ai ragazzi. Ecco, questo può passare da molte strategie, però Carlo, una so che è un tuo obiettivo, no? Questa promozione dello sport a livello proprio rionale quasi. Sì, lo ricordo spesso. Il mio sogno è che ci sia la possibilità di fare rugby, mini rugby per i bambini in ogni borgo. A me piacerebbe che anche nei campi da calcio, che sono chiaramente i più diffusi da noi, ci sia la possibilità in determinati giorni, in determinati orari, di provare il mini rugby, perché sono convinto che il nostro problema è veramente la conoscenza
tante famiglie, tanti giovani non hanno mai provato e quindi non conoscono la bellezza del nostro sport, la bellezza del gruppo del terzo tempo, e credo che se solo noi riuscissimo a farci conoscere avremo già raggiunto parte dell'obiettivo che dicevamo prima. Quando noi riusciamo a far venire le persone, i bambini, le famiglie al campo, questo lo vivo per esperienza quotidianamente, abbiamo un ritorno veramente alto. Il problema è che spesse volte non ci conoscono, non considerano lo sport del rugby come un'alternativa a quelli che sono gli sport tradizionali, e questo è un mio obiettivo che come delegato provinciale mi sono posto, e cerco di motivare le società perché lavorino nelle scuole e siano più presenti capillarmente su tutto il territorio. Alberto, in chiusura cosa vogliamo chiedere? Ecco, vai pure. No, ecco, un'altra caratteristica, e penso sia quella su cui il rugby punta anche molto, è quello del terzo tempo, un momento di aggregazione, di chiusura delle ostilità, passami questo termine, molto, molto bello, dove tutti ci si trova per bere una birra, per stare insieme, al di là che si abbia vinto o perso. Ecco, un momento, appunto il terzo tempo, che si potrebbe anche pensare di replicare su altri sport, secondo te? Assolutamente sì. Il terzo tempo fa parte della tradizione del rugby, ma so che altri sport fanno cose simili. Diciamo che il significato più alto è quello del confronto proprio con gli avversari, perché no, anche con l'arbitro, e può essere un confronto a livello tecnico senza dubbio utile, ma può essere anche un confronto a livello personale, perché no, si possono stringere amicizie. Diciamo che il significato primo che ha nel rugby il terzo tempo è quello appunto di ricordarci che oltre a uno sport è un gioco, e il fine del gioco è il divertimento. Credo che sia impossibile definire divertimento, parlare di divertimento, parlare di gioco, se alla fine non siamo disposti a stringerci la mano, come hai detto tu, a bere una birra insieme in clubhouse. E questo mi sembra il messaggio migliore con cui chiudere la nostra chiacchierata, un messaggio che ovviamente vale per qualunque disciplina sportiva, per qualunque appuntamento e avvenimento legato allo sport, che sia professionistico o il più amatoriale. Il bello è proprio quello di ritrovarsi alla fine stanchi ma soddisfatti, senza rancori, insomma al fischio finale o alla sirena del spegnimento delle luci per altri contesti, altri campi, insomma alla fine del proprio turno sui campi si possa pensare ad altro, contenti per essersi sfidati, ripeto, stanchi ma felici. E se c'è uno sport in cui la stanchezza si fa sentire in molti modi è proprio il rugby, uno degli sport più fisici, direi per eccellenza, ma chi lo pratica lo ama anche per questo. Alberto, siamo davvero in chiusura. Io ti ringrazio, così come ringrazio il nostro ospite Carlo Marcolongo. Carlo, grazie molte, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi e a presto. Grazie Alberto, a lunedì prossimo. Grazie Andrea, ci vediamo settimana prossima. Grazie ancora Carlo e buono sport a tutti. Colazione con striscia settimanale di approfondimento sportivo in collaborazione con Sport di Più Magazine e Centri Giovanili Don Mazzi, supplemento di RCS Informa. Questa rubrica vi è stata offerta da Boscaini Scarpe trovi le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori, borse e valigie. Boscaini Scarpe, aperti 7/7 nei punti vendita di Sona, Settimo, Santa Maria di Negrar, Costermano, Villafranca, Porto Mantovano e Legnago. Scopri le collezioni su boscainiscarpe.it e seguici anche su Instagram. Boscaini